Adesso il viaggio continua perché approdiamo ancora una volta in Ogliastra. Lo slogan recita: Ogliastra è un paradiso da scoprire. In realtà è un paradiso rilevato perché le bellezze dell'Ogliastra hanno fatto il giro del mondo. E una perla dell'Ogliastra è Barisardo, e da Barisardo accogliamo il gruppo folk San Giovanni Battista. Eccoli qua, la Torre Saracena, quelle emergenze archeologiche disseminate nel territorio, il mare, le spiagge e ovviamente le tradizioni. Tutto questo è Barisardo, questa sera accompagnato da un giovane, Matteo Mucaria, su Sartiu e il ballo che ci presenteranno, e con loro iniziamo proprio la sezione degli adulti, e quindi una sezione che verrà premiata a parte rispetto ai giovanissimi. I giurati vedo che sono molto attenti, stanno puntualizzando tutto, e allora Roberto non ci resta che presentare il gruppo folk di Barisardo San Giovanni Battista. Applauso.
Sardo, gruppo fuori San Giovanni Battista. Ovviamente l'applauso e il saluto anche a Matteo Mucaria, che con il suo organetto ancora una volta ha dettato i ritmi della tradizione. Io mi sposto perché ovviamente c'è la foto ricordo, una foto ricordo che veramente ritrae con le luci, con le suggestioni della notte, ha avuto modo di essere apprezzata, e ringraziamo in questo senso Alessandro Secchi e il suo gruppo di collaboratori. Da Parisardo noi ci spostiamo in direzione nord Sardegna perché da Benetutti accogliamo un'altra formazione protagonista di questa serata, quindi invitiamo a raggiungerci sul palco Sascomares e Santuiuane. Benetutti. Eccole qua le donne di Benetutti, questo centro, come diceva Roberto, del Goceano, ricco di storia e di poesia, sono tanti poeti di questa comunità che in versi hanno ovviamente veicolato la nostra lingua ma anche il nostro sentimento. Tra l'altro Benetutti è luogo di tradizioni, si prepara per il prossimo fine settimana a partire da venerdì, sabato e domenica a questa grande manifestazione alle botteghe del Labirinto, che appunto valorizza anche i mestieri antichi, i prodotti tipici e le tradizioni, perché in questo contesto ci sarà anche spazio per l'anima dei santi. Carlo Arras è già pronto con il suo organetto, su ballo del suo moccadore.
nostre donne, di quelle che sono le tradizioni della nostra isola. Voglio anche dire, Roberto, che queste foto ovviamente sono i ritratti che documentano questa quinta edizione e che saranno ovviamente a disposizione di tutti su Sardegna Live, che è un portale che fa cronaca, fa cultura, fa tradizione e che documenta tutto quello che accade nell'isola e non solo, perché ovviamente lo sguardo sui fatti del mondo è uno sguardo che si affaccia a tutte le ore, quindi con aggiornamenti continui e quindi anche con la tradizione di Sardegna. Il nostro viaggio va avanti idealmente, ora ci truffiamo nel mare cristallino che caratterizza e contraddistingue quella che è la bellezza di Budoni, e da Budoni accogliamo appunto il gruppo folk che appunto arriva da questo centro in rappresentanza di questo paese. San Giovanni Battista di Budoni, un applauso forte forte. Salvatore Pintorra lo vedo già pronto con il suo organetto, parlavi bene del mare, di questo turismo che diventa una peculiarità negli ultimi decenni. Tanta gente affolla ovviamente le spiagge di Budoni, ma non solo, perché nonostante questo volto moderno che il turismo offre, le tradizioni a Budoni sono ben conservate. C'è tanta storia, una ricchezza di culture che davvero nel cuore di Budoni si incontrano, in cui c'è una valorizzazione che parte per esempio con l'ideazione e la creazione del Museo degli Stazzi, e quindi la riproposizione di quelli che sono gli antichi mestieri, le dimore appunto che contraddistinguevano la vita d'altri tempi. Uno spaccato in bianco e nero a cui gli abitanti di Budoni sono davvero molto legati, le tradizioni di questo paese ovviamente sono una dimostrazione. E invece a colori il ballo che eseguono, perché è vivace, è il ballo caratteristico per eccellenza di questo centro. A te il piacere, Salvatore, di accompagnarlo. Gruppo folk San Giovanni Battista di Budoni.
fermi, anche per voi c'è questo guadagnano l'uscita in passerella, consentendo ai presenti di apprezzare anche da vicino, perché ci sono tanti visitatori dell'isola ma anche tanti turisti che approfittano di Cortes Apertas di autunno in Barbagia per fare un tuffo nelle tradizioni e in questo viaggio nell'isola. Però ecco, passiamo da questa terra di Budoni a un altro spaccato di Sardegna, perché caro Giuliano, come sappiamo bene, il ballo è un elemento di forte aggregazione, socializzazione e quant'altro nelle feste dei nostri paesi, e il progetto che andremo a vedere, ad applaudire in questo momento, parte dall'Alta Marmilla. L'applauso per Feminas de Marmilla, appunto, l'applauso per loro. Sono tutte donne e insieme hanno dato vita a un progetto, il progetto Parte Montis. Di che cosa si tratta, Roberto? Si tratta di un progetto che riunisce attraverso queste donne diversi paesi della nostra Sardegna, ovviamente nell'area dell'Alta Marmilla. Sono Mogoro, Curcuris, Villaverde e Sili. Sono piccoli centri, Baradili per esempio è uno dei paesi più piccoli della Sardegna con i suoi 90 e poco più abitanti, paesi che non si potrebbero permettere avere un gruppo folk. In questo caso c'è l'espressione davvero attraverso l'abito tradizionale, attraverso il ballo. E poi abbiamo Bruno Ghiani da questa parte, che è un nostro talento di Sardegna, attraverso i suoi ricami stilistici riprende le suonate delle 90 per applicarle poi con la sua fisarmonica, in questo caso s'affiudetta i passi delle ragazze della Marmilla. Per vedere un attimo gli appunti, perché voglio ridare lettura ai paesi che compongono questa formazione: Mogoro con Ostramazza, Baradili, Curcuris, Pau e Villaverde, quindi riuniti appunto sotto l'ala dell'Alta Marmilla, e quindi insomma Franco Sanfilippo che è il direttore. No, volevo mandarli a memoria, perché siccome li ho già presentati un po' di volte e ogni volta non mi ricordo, adesso sì, adesso lo so. Ripetili? No. Vi dico solo che ballano s'affiudetta, l'Alta Marmilla, Feminas.
tutto più bello. Allora, una fotoricordo anche con voi, care, questo movimento a rappresentarla. A te. Sfogliando le pagine della storia di Sardegna si racconta che fu Eleonora Garborea a denominare Real Ghicerri il territorio dove oggi sorge Paulilatino, il cui nome significa palude prosciugata, perché fu proprio qui che si esibì la prima bonifica della Sardegna. E da Paulilatino, con un bel applauso, accogliamo il gruppo folk Proloco. Un applauso per il gruppo folk Proloco di Paulilatino. È vero, è un centro molto bello, noi parliamo sempre di questo racconto che rimane impresso nell'attraversare la 131 e che ti appare come una cartolina, come davvero una raffigurazione di grande interesse. Come interessante, vedete anche il vestiario tradizionale che ha diversi elementi che il gruppo rappresenta, così come anche la danza che eseguono su ballo sastruidas, e potrete vedere proprio il movimento dei piedi che velocizza, soprattutto da parte dei ballerini maschi, la dinamica di questa danza, una prova di abilità, un mettersi in gioco e in competizione nello stesso tempo. Il tutto rende ovviamente ancora più armonico il ballo. Alessandro Nonnis non vede l'ora di intrecciare i suoni della tradizione, quindi un saluto anche per lui su Passo Estastro Vidas, l'applauso per il gruppo folk Proloco di Paulilatino.
Alessandro Nonni, ci stringiamo un pochino, mettiamo le donne a Sardegna, questo è un applauso ancora per Paoli Latino che entra con i suoi colori dentro questo... Aspetta, prima di presentare il prossimo gruppo, c'è un personaggio che documenta la Sardegna, ma ha già capito che sto parlando di lui perché ci siamo incrociati con lo sguardo. Ovunque voi andiate, cioè deve ancora succedere qualcosa e lui è già lì, prima che accada, perché con la sua macchina fotografica riprende tutta la Sardegna che c'è, da Tonara, Rizzo, a Villasor, tutto quello che succede, Pierino Vargiu è lì. E siccome è un personaggio amante della Sardegna e amato da tutti, insomma volevamo salutarti anche da qua. Dimmi Pierino tutto quello che vuoi. Aspetta. Ha detto di chiamarlo, A chi? il marito della cugina. Ah, ecco, era un messaggio privato. Scusa, eri a Tetti e il marito di mia cugina ti ha detto di dirmi che sta arrivando. Di chiamarlo. Ah, di chiamarlo. Il mio numero l'ha perso? O il tiro e il braccino corto? Non lo so. Sì, adesso ci sono affari privati, non importa. Pirino, tua moglie come sta? È qui? Perfetto. Così facciamo un po' di affari privati l'uno e l'altro. Saluti a tua moglie, vabbè. Pirino, un applauso forte. Lui è così. Anche tu. Noi lo incontriamo in tutti i nostri viaggi, caro Giuliano, ed è da bene. Arriviamo alle Cortes perché li stiamo ormai girando tutti e lui è sempre lì, pronto a immortalarci con la sua macchina fotografica, ma noi lo immortaliamo molto spesso, quindi lo tagghiamo qui su Facebook ed è protagonista anche lui dei nostri viaggi, come il nostro Giuseppe De Sì che sta lì ovviamente a regalarci tanti scatti e tanti altri amici che con le loro macchine fotografiche ci regalano quei momenti magici che abbiamo la possibilità di vivere con il nostro lavoro.